lotta mai si arrende. Udinese lotta mai si arrende. Udine top anche nel basket, il cuore si accende. Cividale, grinta e passione. Folle, Talmasson svola, che emozione. L'agenda chiama, resta con noi. Friuli Sportivo, siamo eroi. Risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Come Vialli e Mancini ormai siamo coppia fissa io e te. Siamo sempre in trasmissione assieme. I gemelli del gol ci chiameranno. No, scherzo, ovviamente. Benvenuti a tutti alla puntata di martedì 15 aprile dell'Agenda, nostro punto quotidiano su quello che sta succedendo in Friuli. E succede sempre tanto, perché poi uno dice, sai, Friuli, terra piccola, non succede nulla, no? Come si dice, in realtà succede sempre tanto e anche in ambito udinese abbiamo delle novità, no? Sappiamo un po' di quello che sta succedendo in questi giorni, no? Perché il campionato non si ferma, nonostante c'è la Pasqua, si gioca, e qua grande critica che io vorrei fare alla Lega, ma non abbiamo il tempo di farla, perché sennò mi impiegherei 40 minuti solo a criticare le scelte della Lega Serie A, però è chiaro che si gioca di Pasquetta lunedì 12:30, partenza dal Citafieri di Martignano per poi venire come giro alle 4 di mattina. Che bello! Capisci, Jessy, che diventa un po' complicato, no? Però mi fermo qui, non vado avanti sul discorso del calendario. Udinese invece che viene da una bruttissima, umiliante sconfitta col Milan, che ha lasciato qualche strascico. Analizziamo prima due temi, forse il primo che riguarda più il Milan, così poi archiviamo definitivamente il Milan, perché diciamo il protagonista vero in realtà della partita è stato Maignan, che purtroppo ha avuto poi dopo quel trauma cranico dopo lo scontro, proprio come vediamo qua in foto, nello scontro con Jimenez, e trauma cranico che gli ha fatto finire prima la partita, è andato a fare accertamenti all'ospedale di Udine e gli accertamenti hanno dopo consigliato vivamente al Milan di tenerlo una settimana a riposo, no? Perché ovviamente sappiamo che è una situazione un po' delicata e quindi diciamo che Maignan esce un po' così, no? Un po', non dico a pezzi, ma esce un po' acciaccato, ecco, definiamolo così, dalla partita contro l'Udinese, però per fortuna nulla di grave, per fortuna è successo quel che è successo, cioè nel senso la reazione del pubblico friulano ha un po' pulito quello che purtroppo a livello nazionale stavano cercando di dipingere del pubblico dell'Udinese come un pubblico di gente razzista, come un pubblico di gente che non è leale, un pubblico di gente che punta solo al denigrare l'avversario, cosa che in realtà non è mai successo, anzi ci sono un sacco di esempi, basti pensare all'anno scorso a Ndicà, cioè Esatto. tanto per citarne uno, e possiamo andare ancora più indietro, ma se no, ripeto, facciamo una puntata solo parlando di questo. Però è chiaro che il come il pubblico ha reagito, secondo me, anche le parole stesse di Conceição, no? Jessy, nella intervista post partita hanno un po' chiuso bene questa brutta vicenda, però adesso si è chiusa bene finalmente questa brutta macchia che gli altri avevano messo, perché oggettivamente tu sei più frano di me, quindi forse te la senti di più, però io oggettivamente non mi è mai capitato di pensare a una roba del genere riguardo proprio il tifo dell'Udinese, però purtroppo ce l'avevo messa, per fortuna è andato tutto bene come gli anni, è successo anche questa cosa che ha un po' permesso poi dopo anche a livello nazionale di accorgersi che in realtà avevano un po' anche loro esagerato con i giudizi e con le critiche, no Jessy? Sì, secondo me un po' quanto era accaduto l'anno scorso, alla fine era stato un po' troppo enfatizzato dai media e da chi insomma si occupa di queste situazioni. Alla fine credo che quando chiamato in causa il pubblico friulano ha sempre risposto presente, dando grandi segnali di umanità. Hai citato il caso di Ndicà l'anno scorso, lo stesso caso di Maignan, no? Dove appunto, come ha sottolineato lo stesso Conceição nelle varie interviste post partita, il pubblico ha sì fischiato il giocatore Maignan per quanto accaduto l'anno scorso, per anche
le stesse critiche, se vogliamo, no? Che il portiere del Milan aveva rivolto nei confronti del popolo friulano. Però appunto dopo il brutto infortunio, ecco, che ha costretto il portiere francese ad uscire, il pubblico friulano ha fatto vedere ancora una volta tutta la sua, no, umanità, è diventato protagonista del momento applaudendo il portiere che veniva portato fuori in barella. Ovviamente auguriamo il meglio a Maignan, che possa riprendersi al più presto, per fortuna, no? Non sembra niente di grave, una settimana di stop per lui, poi potrà tornare a giocare. Di certo mi viene da fare una battuta, forse a Udine è meglio che non torni, perché ogni volta che succede qualcosa, ogni volta che viene succede qualcosa, quindi diciamo che sarebbe anche bene, no? Magari che non venisse, così gioca un altro, visto che il portiere è un portiere forte, no? Quindi perché no? Magari mandi qualcun altro a posto suo a giocare e ne traiamo vantaggio anche noi. 6 partite alla fine, torniamo a parlare di campo, un calendario che vede un Udinese che può ancora dire tanto questa stagione. Io mi permetto di dire questa cosa perché comunque l'obiettivo 50 punti è ancora pienamente raggiungibile, visto che hai lo scontro diretto col Torino. Poi a parte Bologna e Juve, che secondo me sono le due sfide più difficili, il Cagliari, il Monza in casa, la Fiorentina che bene o male, come sapete, è un po' così altalenante come risultati e prestazioni, vuoi anche per l'obiettivo conference. È chiaro che può essere un campionato in cui l'Udinese può ancora cercare di chiudere bene. Un anno che è partito bene, è continuato malino, è ripartito nel 2025 bene, anzi con proprio quel qualcosa in più che ti faceva anche sperare, me compreso, me in primis, a qualcosa di grande, per citare Cremonini. E poi dopo si è un po' arenato con gli ultimi 4 sconfitte consecutive, però ancora 6 partite di campionato, un campionato ancora lungo, appunto per questo motivo poi dopo la società aveva pensato eventualmente di mettere in vista proprio la partita chiave di questa, la più importante forse quella col Torino, che è un po' il grande avversario assieme al Genoa per il 10° posto, che ok, arrivare 10°, 11°, 12° a livello sportivo non cambia, però a livello economico cambia un po'. E quindi è chiaro che anche per una stessa Udinese cercare di chiudere il campionato al 10° posto dopo che sei stata praticamente tutto l'anno nella parte senza la classifica serve anche un risultato economico importante. Appunto per questo è una sfida chiave, molto importante poi nella stessa società, che aveva sbagliato un po' l'opzione di un ritiro, no? Jesse, di un ritiro anticipato il giovedì, no? Visto che la partita poi è lunedì, poi un po' le Pasqua, cioè tutte queste festività di mezzo che hanno un po' fatto crescere il buon senso, ecco, permettimi di dire questa frase. Allora dopo niente ritiro e quindi Udinese che farà una settimana normale per poi a Torino. Bene. E lunedì, scusate, contro la diretta conferenza. Sì, possiamo dirlo bene. Alla fine credo che la gara di lunedì sarà molto importante da questo punto di vista. Abbiamo parlato fino adesso, no, di mancanza di stimoli come una delle motivazioni che hanno portato l'Udinese a perdere le ultime 4 partite. Bene, le motivazioni io credo che una gara come quella contro il Torino ce le abbia. Perché? Perché è uno scontro diretto, come detto bene in precedenza. Il Torino probabilmente, no, insieme al Genoa e la squadra con cui ci giochiamo quel piazzamento in classifica, e quindi io credo che la squadra debba essere motivata per fare una bella partita. L'obbligo secondo me è tale, e anche in virtù appunto della brutta sconfitta contro il Milan. Cioè la squadra dopo una sconfitta del genere è chiamata a rispondere, secondo me, una volta per tutte. Devi reagire. L'abbiamo già detto, no? Dopo la sconfitta, dopo le sconfitte prima di quelle del Milan, però a maggior ragione dopo un 4-0 così in casa sei chiamato a rispondere. E quale occasione migliore per farlo appunto in un match contro il Torino, che comunque è un Torino, no, che non se la sta passando bene neanche loro. Vengono dalla sconfitta contro il Como, hanno pareggiato in precedenza contro l'Hellas Verona. La vittoria manca da un po' anche in casa Granata. Sì, mi viene un po' da citare, diciamo così, le parole di Okoye ieri, no? Sì. A Udinese TV, a TV12, quando appunto il portiere ha parlato di un calcio, no, che è fatto così: quando raggiungi l'obiettivo c'è subentra forse anche inavvertitamente un po' quel rilassarsi, no, che ti porta poi magari a perdere partite in questo periodo della stagione. Il Torino secondo me è un'altra squadra che sta vivendo un po' una fase come quella che sta vivendo l'Udinese, cioè di squadre che hanno raggiunto comunque quello che è l'obiettivo salvezza
e sono lì un po' nella terra di nessuno, che cercano di arrivare al 10° posto, ma senza, no, quella foga che metteresti se fossi in corsa per salvarti. Sì, esatto, diciamo che ben venga di queste stagioni, cioè rispetto all'anno scorso ben Ma sì, venga. piuttosto che salvarsi l'ultimo quarto d'ora Mamma dell'ultima mia, giornata. però Meglio così. mi viene però da è dire. chiaro che c'è modo e modo adesso di finire, cioè io dico adesso la squadra ha un importante obiettivo, settare le basi per l'anno prossimo, perché l'Udinese ha un grande vantaggio competitivo rispetto a molte altre squadre di questa Serie A, che sa già quale sarà l'allenatore dell'anno prossimo, salvo clamorosi Sì, attenzione. ma attenzione no, in realtà, cioè nel Se senso, ne perdi tutte le 6 le ultime, appunto ho detto, salvo clamorosi colpi di scena, ma faccio fatica a credere che l'Udinese le perda tutte e 6, e l'allenatore sarà confermato anche l'anno prossimo, cosa che molte altre squadre non possono dire. sì. Cioè magari lo può dire l'Inter, però già se vai nelle altre, Atalanta non si sa, il Napoli non si sa, la Juve non si sa, il Milan non si sa, la Roma non si sa, la Lazio, dovrebbe confermare, l'ha confermato lo Tito, però grande punto di domanda. Poi scendi in più giù, la Fiorentina, dipende come finisce Palladino, il Toro dovrebbe confermare Vanoli, e se è già 2 che sono sicuri che conferma l'allenatore, Vierà, Fabregas, Boh. 6 a 3, capito? Cioè siamo arrivati alle prime. Beh, il Bologna, non so se Il l'hai Bologna detto. italiano, Bologna scusa, mi sono dimenticato penso Bologna di sì. italiano. Praticamente nelle prime 13-14 squadre solo 4 sono sicuri di confermare l'allenatore. Quindi l'Udinese ha veramente, io guardo in avanti, non guardo mai indietro, però veramente ha la possibilità di settare in questo mese e mezzo di campionato già le basi per partire forte l'anno prossimo, no? Ma partire con convinzione, perché il grande merito di Runich di questo inizio di stagione di quest'anno è stato l'essere stato in grado di sorprendere, no? Con delle scelte sperimentali che hanno girato dalla parte giusta, e quindi ha fatto un grande inizio di campionato, quindi è arrivato addirittura al primo posto dopo la vittoria al Tardini col Parma. Poi dopo c'è stata la prima difficoltà e l'Udinese si è un po' persa, si è un po' impaurita, anche ritornata al 3-5-2, quindi è chiaro che sono tutte cose che poi ti fanno anche perdere quel terreno che poi, no, ne parlavamo quando c'era proprio il filotto di prestazioni a febbraio-marzo, dicevamo se non avessi perso punti, Sì. se non avessi perso se in questo momento l'Udinese era in corsa per l'Europa, quindi a quel punto di vista lì è vero che c'è ancora un buon mese e mezzo di campionati, quindi io per quello dico lavoriamo molto sul costruire, perché ripeto, l'allenatore sei una delle poche squadre in Serie A che sai già che ce l'avrà il prossimo anno, salvo clamorosi colpi di scena. L'ossatura della squadra è quella, perché non ci sarà un supermarket che vendi 14 giocatori, ne vendi 2 al massimo 3, quindi l'ossatura rimane uguale, ok? Perché ipotizziamo che perdi Bigliolo, Coglie e Lucca, bene, ma tutti gli altri restano. Cioè, quindi è chiaro, sì, sono delle perdite importanti, Sì. andranno sostituite, ma l'idea, se tu costruisci un'idea, l'ossatura ce l'hai, non Sì. la perdi di botto, ok? E quindi allora costruiamo, e allora mettiamo quei primi mattoncini che poi mi fanno pensare a Udinese che l'anno prossimo si presenta dicendo proviamo a divertirci, no? Come un po' aveva fatto il Torino quest'anno, cioè il Torino quest'anno aveva messo delle basi interessanti, poi ha avuto la sfortuna, si è rotto Zapata, Sì. però il Torino era primo in classifica quando si è rotto Zapata, il Torino era primo in classifica. E allora lì, sai, magari parlavamo di un'altra stagione, ecco, io voglio vedere questo, no? Sempre nel percorso, come citando le famosissime parole di Gino Pozzo a Natale, con Roma possiamo costruire un ciclo virtuoso, allora costruiamolo, perché io qualche buono sentore l'ho visto, ma ho visto anche tante cose che mi fanno preoccupare. Capito? Quindi Sì, soprattutto ultimamente. allora Sì. cerchiamo di risistemarci, ritrovare la quadra e ricontinuare su quelle buone impressioni che avevo visto. Io ritorno a parlare dei moduli, so che non si parla nel calcio dinamico, fluido, moderno, non esistono moduli, ma se con un modulo una squadra ha fatto 8 prestazioni e certi giocatori rendono di più rispetto all'altro modulo, io allenatore devo valorizzare quel modulo lì, perché nel calcio di oggi è vero che più sai giocare con più sistemi di gioco, più sei imprevedibile. Questo è verissimo. Ma una delle squadre più difficili da affrontare al giorno d'oggi qual è in Italia? L'Atalanta. L'Atalanta è da 8 anni che gioca col 3-4-2-1. 8 anni. Quindi io la storia che no, bisogna sapere cambiare modulo nel corso della partita per essere... Facciamo una roba fatta bene, perché non siamo il Real Madrid. Facciamo una roba fatta bene, che funziona. 4-4-2, benissimo. Poi può essere anche un'evoluzione, perché chi sono io per dire che il 4-4-2 è il miglior modulo? Però magari, siccome i migliori risultati li ho visti anche a livello di prestazioni, non di risultati, li ho visti col 4-4-2, cerchiamo di dare continuità e dare un'identità.
Sì. nel modulo, no Jesse? E poi si vedrà, perché poi alla fine, vuoi o non vuoi, ci saranno le partite che col 4-4-2 non giri e ti ingabbia l'avversario. Ci sta, per carità. Però io ripeto, mi baso sull'Atalanta e rifaccio questo esempio, 8 anni di 3-4-2-1 giocati sempre alla stessa maniera, ok? Magari cambiava un attimo una cosa, ma l'ossatura, l'identità della squadra era sempre quella, Sempre quella, 8 sì. anni che funziona. Allora io questo voglio vedere come salto e qualità. Il Bologna, 4-2-3-1 di Thiago Motta, Italiano arriva, 4-2-3-1. Non vado a toccare nulla, 4-2-3-1 di un sistema che già funziona, Sì. metto le mie idee di calcio in un modulo e in un'identità che ha questa squadra, che non ha cambiato tanto, perché ha perso Zirz, ma non è che ha perso Calafiori e basta. Sì. L'ossatura è rimasta, anche se ha perso i due giocatori più forti. Per quello dico, occhio che se perdi Solé e Luca non è che è finita la stagione, l'ossatura rimane. E allora costruiamo, no? Sì, il discorso dell'identità secondo me è fondamentale. È fondamentale, sarà fondamentale anche in queste ultime 6 partite, vedere un'impronta chiara, evidente di quello che si vuole fare in vista del futuro. Alla fine in questa stagione sono stati 3 i moduli che sono stati adoperati, no? Siamo passati dal 3-5-2 al 3-4-2-1 fino ad arrivare poi al 4-4-2 per poi tornare nuovamente indietro al 3-5-2. Mi piacerebbe vedere un'identità di squadra, un modulo fisso e soprattutto una cosa, mi piacerebbe vedere una squadra che non si adatta agli avversari e non adatta al proprio modulo in base a come giocano gli avversari, ma una squadra che scende in campo cercando di imporre il proprio modulo, la propria identità. Non importa quindi se giochi contro l'Atalanta, se giochi contro il Venezia o se giochi contro l'Inter. A me piacerebbe vedere una squadra che scende in campo sempre con la volontà di fare la partita, di presentarsi con un proprio bello, un bello schema, Sì. no? Una propria mentalità, una propria idea, anche appunto di fronte ad avversari di differente carattere, di differente livello. Quindi questa secondo me è una cosa fondamentale, perché come dicevo prima, quest'anno abbiamo cambiato tanti moduli, ci siamo spesso adattati agli avversari. Sì. Un caso eclatante potrebbe essere quello della partita contro la Lazio al ritorno, no? Dove siamo Sì. passati dal 4-4-2 della partita precedente al 3-5-2 con Christensen e Zibue, se non sbaglio, su quella fascia destra. Lì però il modulo venne cambiato appunto per adattarsi al modo in cui giocavano gli avversari. Invece con quello che chiedo io, cioè l'idea che ho io e che secondo me dovrebbe far proprio anche la squadra e che chiedo a Runic di fare Guarda in camera possibilmente quale? Quella sì. Appena la chiedo a regia ti Runic switcha ti guardi. di fare è di mandare in campo una squadra con una propria mentalità ben chiara, che sia 3-5-2, che sia 4-4-2, che sia 3-4-2-1, scendere in campo sempre con lo stesso modulo e imporre il proprio modo di giocare. Vediamo se Runic ti ascolterà. Però diciamo che mi è piaciuto questo tuo appello diretto all'allenatore. Come sono arrivati direttamente anche gli acquisti buongiorno, gli acquisti arriveranno già gli acquisti, no, di cessioni gli acquisti arriveranno quest'estate, mi raccomando seguiteci anche durante tutta l'estate, perché ci sarà tanto movimento in casa Udinese sia in entrata che in uscita, come ben sapete, ma quest'anno ancora di più perché siamo a un anno di transizione. Questo è stato un anno di transizione dopo un anno, l'annus horribilis, possiamo definirlo così, e adesso però bisogna costruire bene, perché sennò rischiamo di fare un anno one season wonder e poi ritorniamo agli spettri di un tempo, no? Domanda secca prima di cambiare argomento e andare avanti con l'agenda: favorevole o no al ritiro? Ma non fammi dire una roba che... Vai, no, adesso è puntato in telecamera Runic, No, adesso mi dici questa. Sempre facendo una battuta, direi che più che ritiro servirebbe ritirare proprio la squadra, perché se giochi questo modo, comunque dai, cioè, ma dai. A parte le battute, ho detto che volevo dire la battuta, no, allora ritiro, visto il particolare periodo in cui siamo, Sì. no, con le festività, con la Pasqua in mezzo, non ha senso secondo me in questo periodo, anche perché rischi, no, di creare una tensione che poi non fa bene. Fosse stato un altro periodo dell'anno, che ne so, a inizio mese, potevi anche pensare a una soluzione del genere, quantomeno per compattare la squadra e far tornare un certo tipo di mentalità ad una squadra che secondo me appunto ha un po' staccato, no, la spina nelle ultime settimane. Sì. L'ha un po'
Sì, l'ha un po' staccata, quindi anche merito dell'allenatore, no? Cioè, ad esempio Nicola dice vorrei tanto rivedere questo 3-4-3 Zach style, no? Anche per ritornare un po' a quel modulo lì. E cosa dice Jesse? Calmatelo, calmatelo Stefano Fontoni, che salutiamo, che ci sta seguendo. Sì, quando hai detto ritirare la squadra, che ci segue dall'ufficio di là, perché abbiamo lo studio di registrazioni a fianco al nostro ufficio, è talmente grossa la cavolata che hai sparato che ha detto calmiamolo per favore. Ho fatto la battuta, No, dai. ovvio. Speriamo stiano già programmando, no? Diceva sempre Nicola, no? Perché è chiaro che è anche un po' quello che deve fare l'Udinese in questo momento, no? Ha un vantaggio competitivo importante perché non ha più nulla da chiedere alla propria stagione e quindi a maggior ragione può programmare già la prossima e partire con quel vantaggio competitivo, no? Perché quest'anno sei partito con l'effetto sorpresa, ma anche te dovevi ancora capire bene chi fossi, no? E quello dopo ti ha un po' frenato nel momento chiave, quando c'è stata la prima grande crisi, no? Venezia e compagnia bella. E quindi è molto importante, secondo me, sfruttare questo periodo. E bisogna capire con Runic o con, perché c'è stato un bel commento che volevo leggere su Runic. Runic è un allenatore a livello comunicativo, dice Lotto Zattana, disastroso. Prima ha dato dello scarso a Bravo, domenica ha criticato il valore della rosa, che sono cose che puoi pensare ma non dire in conferenza. Sono degli aspetti sì, che non abbiamo magari menzionato, però fa riflettere, no? Questo tipo di cose. Sono Sì, gasperiniani che vero. critica Lukman e poi dopo però non può È farne vero. a meno. È vero. Allora, diciamo che Runic in questo momento si nasconde un po' dietro il proprio naso, cioè nel senso, col fatto che parla inglese e in conferenza parla tedesco, lui dice un po' quello che vuole dire. Perché è difficile metterlo in difficoltà anche a livello di domande. Perché io quando gli faccio le domande in inglese è molto semplice, se non capisce fa I don't want to talk about it. Quindi non ne voglio parlare, mi risponde, quindi dico mister ho capito, però cioè, se questo non vuoi parlare, questo fai finta di non capire la domanda e mi rispondi un'altra, quello è, allora ti chiedo come stai e andiamo a casa, no? Quindi a quel punto di vista lì, a questo secondo me è il grande limite a livello comunicativo. Detto che a me piace molto l'allenatore diretto. Sì, no, questa è una cosa Cioè, positiva. questa è una cosa sì. che, per esempio, a livello interno mi hanno sottolineato in tanti, che è un grande vantaggio di Runic rispetto magari ai predecessori. È un allenatore molto diretto. C'è un problema, fermo, vieni qua, ne parliamo, lo risolviamo, se no non andiamo avanti. Subito. Caso Lucca è l'esempio. Sì. Cioè, nel senso, problema, ok, Lucca esci, finita la partita, vieni, ti dico, hai sbagliato, paghi. Da lunedì per me è a posto. Deve essere a posto anche per te. Risolviamo adesso sei problemi, perché da lunedì non ne voglio più parlare. Questa è una cosa importante. Questa è una cosa che, sai, la gestione, soprattutto dei gruppi, non è mai facile. Poi quando il gruppo comincia a competere per obiettivi sempre più importanti, diventa ancora più difficile gestirlo. Quindi questa è un po' una cosa su cui Runic gli va dato anche credito, no? Una cosa in cui lui è molto bravo e deve migliorare un po' a livello comunicativo, ma quello penso sia, secondo me, un limite più dettato dalla lingua. Perché è chiaro che quando tu non sei nella tua lingua madre, uno, sei sempre un po' più, no? Rigido, bloccato. Sì. E due, poi dopo c'è anche il discorso delle conferenze, invece rispondendo proprio alla domanda che ci ha fatto Nicola, che quando dice sì, ok, bravo, me lo distruggo la domenica, no? E poi dopo, la volta dopo in conferenza dico che praticamente non ho la squadra pronta, secondo me è anche per cercare di scuotere la squadra. Cioè, nel senso, io lo vedo anche da quel punto di vista lì. Cioè, se io dico, allora, secondo me ha fatto un grande errore Runic. Cioè, non nel dire che Iker Bravo non è pronto. Scusate, perché Iker Bravo, secondo me, è pronto. Ci sta a dire non è pronto, perché magari io voglio proprio che Iker Bravo mi crei quella rabbia, no? Sì. Lo stimola per far meglio. Nel non metterlo titolare col Milan, è stato lì il grande errore, perché sbaglia una partita, io ti do la chance la volta dopo. Se no non impari mai. Se ti tolgo e sparisci, non giochi per i prossimi 4 mesi, è finito. Cioè, è come con Zaraga Sotti, stesso errore. E per quanto riguarda il valore, anche lì secondo me è un segnale che ha voluto lanciare la squadra, perché dalla quarta sconfitta ha capito che magari non è riuscito a toccare le corde giuste e quindi dice, ok ragazzi, cosa vogliamo fare? Cioè, è questo il nostro valore? Dobbiamo paragonarci al Genoa? Siete davvero convinti di essere uguali al Genoa? Allora, se siamo così, lo diciamo pubblicamente, no? Sperando che in realtà dopo questo dia anche un po' di fastidio. Che il tuo allenatore vada a dire in giro siamo scarsi, cioè non siamo scarsi, ma non siamo più forti di così e non ci dobbiamo sorprendere se prendiamo 4 gol dal Milan che è in crisi nera. E allora magari crei quella
no? Sono quegli stratagemmi, no, che alcuni allenatori usano per cercare di stimolare la squadra. Detto che comunque senza Thauvin, oggi non abbiamo parlato, ma senza Thauvin facciamo fatica. Sono d'accordo anch'io sul fatto che forse, no, senza di lui manca un po' quella qualità che il francese ti può portare. Però ritengo che la squadra comunque abbia una sua struttura, no? La squadra sia comunque competitiva e possa fare partite migliori rispetto a quelle che hai fatto col Milan o in altre situazioni. Per quanto riguarda poi le parole su Iker Bravo, sai che io ho il mio pensiero su Iker Bravo, l'ho già espresso in altre occasioni. E quindi ti fermo qua, no. Dico una ti cosa. fermo qua, perché vuoi già parlare male. No, voglio dire che secondo me queste parole possono aiutarlo e devono aiutarlo a stimolarlo a fare qualcosa di più. Quindi da questo punto di vista mi trovo comunque d'accordo con questo metodo di Runic, molto diretto. Ecco, meglio dire le cose direttamente piuttosto che non dirle e poi dirle no sotto banco. Iker Bravo non sarà stato bravo, ma è stato bravo in realtà il presidente Alessandro Pedone della Pudine, la Pudine che ha conquistato la promozione in A1, e sono arrivati i complimenti anche dell'Udinese. Vedi che collegamento da tesina di terza media che ti faccio. Ha parlato proprio il Paron, Giampaolo Pozza, che sul presidente Pedone ha detto: vi faccio le più sincere felicitazioni per gli obiettivi raggiunti, se li merita tutti, per le capacità imprenditoriali che ha dimostrato, la paziente programmazione. Questo è anche un aspetto che, parlando di basket, secondo me rappresenta al meglio proprio il presidente Pedone, e non è casuale raggiungere questi ambiziosi risultati in provincia. Chi di poi gli ambiziosi risultati ha raggiunto è proprio il Paron Pozzo, quindi detti da lui hanno un valore aggiunto, no? Perché è chiaro che non è facile, ne parliamo sempre, no? A livello di territorio, riuscire a stare nell'elite del proprio sport, no? L'Udinese e la Pudine sono due squadre che in questo momento sono nella massima serie, sono solo altre 4 le città in questo momento. Una è Venezia, con l'area del Venezia, che poi non sappiamo se il Venezia rimarrà in Serie A quest'anno. L'altra è Napoli, con il Napoli che calcio che va verso lo scudetto, ma il Napoli basket rischia la retrocessione, quindi anche lì non sappiamo se il Napoli il prossimo anno sarà una delle città nell'elite sportiva. E poi dopo c'è Milano, Bologna. Parliamo di due città. Bologna sappiamo che è una basket city, quindi neanche stare a spiegare il motivo. Milano, città più popolata d'Italia, quindi ci mancherebbe altro, cioè mi viene anche da dire. Quindi a quel punto di vista lì è veramente un merito, e sottolinea l'ambizione dei due proprietari, no? Paron Pozzi e tutta la sua famiglia e il presidente Pedone. Sono arrivati anche i complimenti di Franco Colavino, il direttore generale dell'Udinese. La promozione in A della Pudine è una grande notizia per tutto lo sport friulano. Udine è città di basket, e avere 2 squadre ai vertici nazionali è motivo di orgoglio. Alla base di questo risultato, oltre alla tradizione, ci sono anche grandi competenze da parte dell'Udinese. Grandi complimenti all'APU, al presidente, ai suoi collaboratori, allo staff e alla squadra, no? Perché è anche un po' questo il vantaggio dell'APU, no? La programmazione in 9 anni di un progetto, cioè arrivare in Serie A1, che nonostante tanti intoppi nel percorso, tanti fallimenti, tanti passi falsi nel percorso, poi grazie alla programmazione, alla competenza delle persone che ci hanno lavorato, a un grande staff, a dei grandi giocatori, perché poi dopo quando tu fai progetti ambiziosi attiri grandi giocatori, questo si può anche collegare all'Udinese. Thauvin non resta se non capisce che è un progetto ambizioso, cioè capito, restiamo sempre lì, no? E è chiaro che dopo riesce a fare una squadra competitiva, squadra che ha vinto domenica al Carnevale, una festa bellissima, la Serie A1, cioè la promozione in Serie A1, vincendo praticamente aritmeticamente il campionato, perché mancano 2 giornate a 6 punti di vantaggio. Prima di parlare dell'APU, godiamocelo sto momento, perché è bello, non sappiamo quanto durerà ancora, quindi è giusto anche goderselo. Quindi rivediamoci i migliori momenti, i migliori scatti della vittoria dell'APU Udine, e soprattutto della promozione storica dopo 16 anni in Serie A1. I paid my dues. I paid my dues. I paid my dues. Time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And that mistakes I've made a few. I've had myself and kicked in my face, but I've gone through.
Clash of Champions. Un bellissimo momento. Sì. Viverlo lì professionalmente, ma anche personalmente è sempre una cosa bella, no? Quando si vince le promozioni, anche la salvezza l'anno scorso, devo dire, allo Stipe di Frosinone è stata una bella emozione, non come questa, cioè preferisco vivere 100 volte questo tipo di emozioni, però no, è stata una bellissima giornata, una bellissima serata che va a premiare una bellissima squadra, perché ora che è fatta, lo possiamo dire, la Pudine ha vinto sul campo, ha meritato di vincere sul campo e ha dimostrato molte volte che il gruppo e la squadra sono più forti dei singoli. Sembra una frase fatta, sembra molto una frase fatta. Nel calcio abbiamo l'esempio del Paris Saint-Germain, Sì. abbiamo l'esempio del Manchester City, no? Sono squadre che, sai, per fare quello, City ha speso 4 miliardi per vincere la Champions in 9 anni. Ma perché? Sì. Perché dopo un po' guarda, ha capito che il gruppo, quindi tenere gli stessi giocatori 4-5 anni senza sempre andare a cercare quello più forte, ha portato il risultato. Questo è uguale, questo è un progetto che parte indietro col presidente Pedone, che trova la sua massima realizzazione probabilmente nell'Apu di Boniciolli, no? Quando vince la Coppa Italia e perde in finale con Verona, la squadra del capo, del capitano Michele Antonutti, no? che vince la Coppa Italia, riporta un trofeo a Udine, però per poco non riesce a vincere la finale playoff con Verona, e trova secondo me l'espressione più bella, non la massima, quella più bella nel ciclo di Vertemati e Gracis. Quando hai la competenza, no? Come diceva Collavino, arrivano delle persone tecniche con un grande allenatore, perché io quest'anno, dopo ci sarà modo di celebrare tutti i giocatori, ma io quest'anno voglio celebrare di più l'allenatore, perché questo campionato è stato il campionato, secondo me, degli allenatori, perché in generale 20 squadre da 26, c'è la riduzione con la nuova formula 20 squadre, quindi si alza il livello medio di ogni squadra, perché i giocatori delle altre 6 squadre che non ci sono più sono andati a occupare le 20, quindi tutte le squadre hanno almeno un giocatore più forte rispetto all'anno scorso, ha alzato di netto il livello. E la classifica è la dimostrazione, tantissime squadre in pochissimi punti, quindi ci sono tante squadre forti. E quindi quando bene o male c'è poca differenza tecnica di valori nella rosa tra una squadra e l'altra, perché se io ti cito Apudine, Rimini, Cantù, Fortitudo, sì, magari sulla carta una è più forte, ma non tanto da dire vince il campionato a occhi chiusi, sono tutte più o meno lì come livello. Allora cosa fa la differenza? La differenza la fa l'allenatore. Seguendo l'Apu da vicino quest'anno, io devo fare i complimenti a coach Vertemati, perché non mi ricordo un piano partita sbagliato. Cioè, mentre di Rooney possiamo dire ci sono partite in cui ha toppato clamorosamente, Sì. e coach Vertemati non ha mai sbagliato una partita. Coach Vertemati ha annullato molte volte tatticamente i suoi avversari, ma anche avversari tipo Cantù, che era la stragrande favorita. Ecco, sulla carta dovevamo fare una classifica delle squadre più forti, mettevano Cantù al primo posto. Lui è riuscito a annullarle in 3 partite. Quindi veramente quello va fatto i complimenti a tutto lo staff nella preparazione. E poi dopo, come dicevo prima, quando è una squadra forte, con un gruppo di giocatori forti, quello è il segreto. Poi sai qual è il grande segreto? 12 giocatori che hanno vinto, Che quello fa la sua parte comunque. 7 avevano già vinto almeno una volta la Serie A2. Di questi 12, 7 l'avevano già vinta almeno una volta, e 5 di questi 7 l'avevano vinta già almeno 2 volte. Mentalità. Ma quella fa la differenza poi. E quello fa la differenza, no? Il gruppo, no? Tu crei un gruppo forte, dai continuità al passato, e soprattutto, cioè, quindi non cambi tanto rispetto all'anno scorso, cambi solo praticamente il pacchetto di americani e rimpolpi un po' le seconde linee, e è lì che si fa la differenza. Un gruppo di vincenti che è riuscito sempre a reagire, a gestire momenti di difficoltà, perché ci sono stati durante l'anno, penso per esempio al periodo sotto Natale, però lì è stato veramente un grande lavoro. E poi dopo, sai, quando hai un gruppo di gente intelligente che ha già vinto, e quindi sa che per vincere magari rinuncio a giocare 10 minuti, ma vinco perché faccio magari far 10 punti al mio compagno che in quella giornata è più in forma, poi dopo alla fine del risultato finale non gli frega nessuno quanti punti hai fatto, l'importante è avere la coppa, perché la coppa ti rimane,
Il resto poi sì. sì, non te lo ricordi, Jesse. Ma il fatto che ci siano appunto tanti giocatori di esperienza all'interno del roster che hanno vinto in passato, credo che sia un elemento determinante e che non è decisivo solamente nel basket, ma possiamo pensare la stessa cosa ad esempio anche nel calcio, no? Avere in rosa dei giocatori che hanno vinto ti può dare sempre quel qualcosa in più. Per quanto riguarda invece il discorso che facevi in precedenza, ripeto, la parola progetto è spesso abusata, no? Alle volte, però qui effettivamente parliamo di un progetto sportivo nato anni fa con il presidente appunto Pedone, che non ha mai nascosto la sua ambizione, la sua volontà di portare la squadra in Serie A, e così è stato. Quest'anno è stato raggiunto l'obiettivo, si è creata appunto una giusta alchimia a livello di roster, l'allenatore è preparato, bravo come Vertemati. Chi lavora dietro le quinte comunque ha saputo allestire una squadra, ripeto, una squadra importante, perché se non è una squadra importante non vince un campionato del genere, difficile, equilibrato, livellato, dove sono tante squadre nel giro di pochi punti, e alla fine vincere il campionato con addirittura 2 giornate d'anticipo è sicuramente un grande traguardo. E adesso il progetto secondo me dovrà continuare, perché comunque Udine torna in Serie A dopo 16 anni, dovrà cercare, io credo almeno nei primi anni, di consolidarsi, sarà fondamentale l'anno prossimo questo tipo di obiettivo. Sicuramente bisognerà fare un certo tipo di squadra, credo che bisognerà mettere mano alla squadra, perché penso, no, che tra la Serie A1 e la Serie A2 ci sia No, cambia una semplicemente anche la differenza. possibilità di prendere gli Esatto, americani, no? 5 stranieri, se non 6, sbaglio, 6. 6 stranieri. Ecco, quindi sì, sarà da mettere mano al roster, però godiamoci intanto questo importante traguardo raggiunto dalla società. Ricordiamo che mancano ancora 2 partite e la festa, no? La festa promozione che avrà luogo a fine mese. Ecco, la grafica del buon Max ci viene in aiuto. Il 27 aprile la grande festa, e quindi c'è spazio per i festeggiamenti, ma credo che la società stia già pensando, no, alla squadra del prossimo anno, e sarà sicuramente una stagione interessante, perché comunque lo abbiamo detto, Udine entra, no, in quella lista, in quella short list di città che hanno 2 squadre ai massimi livelli, quindi sia a livello calcistico che a livello cestistico, però appunto sarà sicuramente una stagione bella, interessante, stimolante. Tante realtà importanti, no, del nostro basket verranno a giocare a Udine, e quindi ci sarà sicuramente da divertirsi, e lo ripetiamo, ecco, non è da tutti portare a termine comunque un progetto così importante, e in questo caso sì, la parola progetto appunto può avere un suo senso. Sì, ambizione, convinzione e soprattutto quel pizzico di follia, no? Che è un po' quello che contraddistingue anche poi le imprese, no? In quanti, no? Sai, poi questo mi permetto di dire, questa è anche la forza del ripartire dopo un fallimento, no? Perché in quanti poi dopo che perdi una finale, poi dopo 2 anni dopo ne perdi un'altra, perdi una finale di Coppa Italia e fai la squadra più ricca del campionato, compri 2 mega star come Alessandro Gentile e Isaiah Briscoe e vieni eliminato in semifinale. Cioè ogni anno puoi ripartire con la stessa voglia, la stessa convinzione, gli stessi investimenti, cioè, attenzione, c'è anche a studiare gli stessi investimenti, cioè non è da tutti. Ci vuole anche quel pizzico di follia in più, no? Nel dire, ma chi te lo fa fare? No, perché io ci credo. Follia e passione, E perché se non passione. hai passione, Bravo. la passione che ti anima, non fai certe cose, non fai certi investimenti. Quindi io credo che vada dato merito anche appunto al presidente Pedone per essere stato, oserei dire, quasi un sognatore, no? Nel voler Però ha realizzato il suo riportare, sogno. esatto, un sognatore che ha realizzato il suo sogno e che ha regalato, no, anche questo sogno ai tifosi bianconeri. E adesso vuole solo che divertirsi. E quindi ne vedremo delle belle, come ne stiamo vedendo delle belle al Torneo delle Regioni, che si sta svolgendo in questi giorni, no? In Sicilia, nel caldo della Sicilia, e abbiamo 2 selezioni su 3 che stanno veramente, veramente sorprendendo. L'Under 19 e l'Under 17, Jesse con l'Under 19 che tra l'altro vince 3-2 contro il Veneto, favoritissimo, eliminandolo praticamente dalla competizione, qualcosa che magari sull'aereo in partenza verso la Sicilia in pochi avrebbero pensato.
Sì, un peccato per l'Under 15 invece, che è uscita ai gironi eliminatori senza mai perdere. Quindi questo è stato il caso, l'Under 15 è stata eliminata per differenza reti, mentre prosegue invece il viaggio di Under 17 e Under 19, due belle formazioni a mio modo di vedere. Sto seguendo il torneo, praticamente ho seguito tutte le partite. Ho visto due belle squadre, secondo me un Under 17 che può stupire veramente, può arrivare secondo me fino in fondo per le caratteristiche di quelli che sono i suoi giocatori. Lo ricordiamo, a livello di palmarès, l'unico trofeo all'interno del torneo delle regioni che manca al Friuli Venezia Giulia è proprio la categoria Under 17. Quindi chissà che questo possa essere l'anno giusto. La squadra di Randon, ripeto, secondo me sembra avere le credenziali adatte. Domani sarà giornata di quarti di finale. Il Friuli Venezia Giulia Under 17 affronterà la Lombardia, quindi non un confronto con una regione importante a livello nazionale. L'Under 19, invece, dicevi tu in precedenza, di Roberto Bortolussi, ha regalato due partite pazze, perché è andata a vincere 5-3 contro Bolzano nella seconda giornata e ieri 3-2 contro il Veneto. Basti Un pensare vero e che proprio Colu Show. Colu Show, come qualcuno l'ha definito, basti solo pensare che al Ma 90esimo... spiegalo. Un attimo, ci arrivo. Colu col te- Show, Colu ci arrivo. Show è il Fammi claim. parlare Sono un gasato, io ho attimo. visto la partita, mi sono gasato per quello. Racconta ai nostri Vai, vai, telespettatori, a chi ci ascolta, le cose con ordine. vai Jesse. Al 90esimo l'Under 19 era eliminata ieri, perché Sì. stava perdendo 2-1. Entra Coluccio, appunto da qui Colu Show, come il buon Alessandro Vescini l'ha definito, giocatore del Codroipo, classe 2006, guadagna rigore del 2-2, siglato poi da Osmani, attaccante del San Luigi, e al 93esimo firma il 3-2 con un gran mancino dal limite dell'area, mandando in visibilio il I pubblico 4 friulani presente. presenti in Sicilia, Ma però comunque c'è una buona cornice, un buon seguito con tanto di bandiere friulane e anche triestine, perché comunque ricordiamo selezione del Friuli regionale. Venezia Giulia, selezione Certo, regionale. certo. È un bel torneo, è un importante kermesse, tanti giocatori che ora giocano in Serie A sono passati per questo torneo. Lo stesso Lucca ha fatto il torneo delle regioni con il Piemonte ormai anni fa. Quindi vediamo, dai, domani Under 17 appunto contro la Lombardia, Under 19 invece contro la Campania. Sarà anche bello, no, questo incrocio con due regioni come la Campania e la Lombardia, che probabilmente, no, a livello di abitanti, a livello di capienza, sicuramente ci sono superiori, però poi è il campo alla fine sempre a dare il suo giudizio. Sempre per rimanere nel fiore all'occhiello che è il Friuli nella produzione, nella competenza, nella creazione di qualcosa di importante, quello che sta provando a fare la Web Cividale, perché sì, è vero, la sconfitta all'overtime con Milano ha un po' fatto male, però ora deve dimostrare chi è, perché è stato un anno stranissimo con la Web Cividale, in positivo ovviamente, stranissimo in positivo, un turbinio di emozioni, perché si parte con una corsa pazza al primo posto, perché hanno fatto un inizio di stagione strepitoso con la Web Cividale che addirittura era più avanti di Udine fino alla 10ª giornata, adesso se non ricordo male, quindi ovviamente un grande inizio di campionato. Poi giustamente un po' ci stanno delle difficoltà, perché non è una rosa costruita per andare su, e quindi arrivano un po' i primi intoppi, le prime sconfitte, le grandi favorite che cominciano a venire fuori, ma non si è mai disunita, è sempre rimasta nella top 5 fino alla grande kermesse della Final Four di Coppa Italia, conquistata, perché sei sempre rimasta nella top 5, quindi arrivando al quarto posto hai conquistato la kermesse di Coppa Italia con una semifinale dove hai strapazzato Rimini, che era è stata la grande rivale di Udine nella corsa al primo posto, e poi dopo hai perso, ahimè, contro Cantù in finale. Da lì c'è stato il vero grande momento di flessione delle Eagles, con 4 sconfitte consecutive, difficoltà a trovare il ritmo, difficoltà a ritrovarsi, e ad oggi sei a questa situazione qui, con 2 giornate dalla fine, 7º posto, rischio play-in, però 2 avversari, passatemi il termine, alla portata, perché giochi con 100 e poi vai a orzi nuovi, sono 2 squadre in fiducia, 2 squadre molto forti, 100 è super in fiducia, per poco non poteva neanche l'Apu, 2 settimane fa per poco la batteva, però la Web non può fermarsi a questo. Deve dimostrare, no, Jessie, di essere pronta a stare tra le grandi. Beh, credo che questo sia l'ambizione anche del presidente Michalic. Parlavamo prima di Pedone, che sicuramente è
è un grande dirigente che ha imbastito un progetto importante che ha portato Udine in Serie A1. Lo stesso possiamo dirlo secondo me anche per Michelic, che è un altro grande dirigente del nostro mondo sportivo regionale. Sicuramente un calendario che magari non mette Cividale di fronte a delle squadre che si stanno giocando qualcosa di qualche postazione alta, diciamo, della classifica, però avversari come da tu in fiducia. 100 ha messo in difficoltà Udine non più tardi di un paio di settimane fa, quindi saranno gare da vivere. 100 lotta per salvarsi, quindi è chiaro che Sì, bisogna esatto. sempre difficile affrontare queste squadre qua. Ma alla fine adesso arrivi in quel punto della stagione dove o lotti per andare in alto o lotti per stare in basso, no? Quindi sono comunque due obiettivi importanti e speriamo che Cividale riesca ad agguantare la qualificazione ai playoff, evitando, no, magari il turno dei play-in che poi ti porta solo stanchezza e un accumulo di fatiche. Quindi speriamo che riesca a piazzarsi per i playoff, e poi i playoff sono un po' il terno all'otto. Le favorite magari sono altre, però stiamo a vedere. Insomma, una doppietta, no? Udine-Cividale sarebbe veramente qualcosa di clamoroso. Sarebbe qualcosa di euforico, perché penso che lo potremmo definire a tutti gli effetti un miracolo sportivo che invece non sta facendo, perché è veramente una squadra forte, ma che vuole continuare a stupire, la Tinet Prata da pallavolo, che domani, quindi vediamo appuntamento domani sera, si gioca la finale in pratica, perché c'è gara 3 delle semifinali playoff di Serie A2 contro Cuneo, che è stata uno degli avversari che ha messo più in difficoltà la squadra di coach Di Pietro nella regular season, e si è dimostrato un avversario ostico anche nei playoff, perché dopo essere stato in vantaggio Cuneo in gara 1 di 2 set, quindi 2-0, la Tinet ha fatto una rimonta non adatta ai deboli di cuore, vincendo 3-2, e poi addirittura Cuneo ha vinto 3-2 invece gara 2. Quindi arriviamo con un perfetto equilibrio a gara 3, e con la Tinet che ovviamente ha quel vantaggio in più perché l'ha dimostrato nella regular season. Però le serie di playoff sono una categoria a parte, un mondo a parte, quindi bisogna veramente prestare attenzione e cercare di arrivare alla finale, che è un po' forse l'obiettivo che si sono prefissati a stagioni in corso, ecco, la dirigenza, vedendo un po' l'ottima regular season. Quindi mi raccomando, cerchiamo di seguire anche la Tinet, perché veramente ha tra le mani una ghiotta occasione, mai come quest'anno, e mai come quest'anno possiamo festeggiare magari 2 promozioni nella massima serie. Abbiamo appena fatto quella dell'Apo, quindi perché no, possiamo fare anche quella della Tinet. E perché no? Siamo anche domani? Secondo te? Ci siamo anche domani, non scappiamo, ci rivediamo mercoledì alle ore 14 con un'altra puntata. 15. Sono attento, fino alla fine sono attento. Io ho fuso orario a Londra, devo un attimo aggiornarlo. Ci troviamo alle 15 per parlare di tutto quello che è successo un po' in queste 24 ore nello sport del Friuli Venezia Giulia. Non so se ci sarò io, non so se ci sarà Jesse, facciamo un po' effetto sorpresa, non diciamo chi sono gli ospiti, teniamo un po' di suspense. È un'incognita ogni giorno qua. Un'incognita ogni giorno, ma è anche il bello della nostra redazione. Quindi Jesse, grazie per essere stato con me. Grazie a te Ale, un saluto a tutti. Ci diamo appuntamento domani, sempre con l'agenda. Un saluto. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Folle Talmasson svola, che emozione, l'agenda chiama, resta